Decisamente, lo diciamo subito, una Chiesa senza vita consacrata è più triste, è più malinconica. Abbiamo il compito meraviglioso di essere testimoni di speranza e testimoni di gioia. Il saluto di Monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo delegato per la regione ecclesiastica ligure alla vita consacrata, riassume il significato e il messaggio della giornata celebrata al Santuario del Gesù Bambino di Praga ad Arenzano. Il giubileo della vita consacrata femminile ha radunato 450 religiose appartenenti a diverse congregazioni per un momento di fede e di fraternità. Un'immagine che riempie gli occhi e il cuore di gratitudine per quanto le suore compiono quotidianamente nelle loro congregazioni, comunità parrocchiali, oratori, comunità di riferimento. Un servizio prezioso che, come sottolineato dal titolo dell'intervento di Monsignor Borghetti nel Consiglio regionale USMI successivo alla Santa Messa, diventa servire la speranza vivendo l'umano quale manifestazione del divino. È stato molto bello presentare e preparare questa giornata e invitare tutte le sorelle della nostra regione per vivere questo momento di fede e di fraternità. La vita consacrata femminile è presente, è viva e testimonia il suo amore per Gesù Cristo in tutta la giornata, in tutte le attività, in tutti i servizi, i più vari, che facciamo nelle nostre parrocchie e attraverso anche le nostre comunità delle anziane. Credo che sia bello che come vita consacrata ci uniamo al cammino di tutta la Chiesa universale in questo anno giubilare. È stato commovente oggi, facendo entrare le sorelle dalla porta, vedere questo popolo santo di Dio che siamo noi, donne di vita consacrata. Chiediamo di essere testimoni e pellegrine di speranza, ma soprattutto, come ci ricordava anche San Giovanni Paolo II, piene di gioia, perché Gesù è il nostro giubileo, ma è anche il nostro giubilo.